Per la terza giornata del campionato di Serie B femminile, il Calcio Padova torna in casa sul sintetico di Via Vermigli, dove affronta il Pordenone, neo retrocesso dalla Serie A e reduce dal 5-0 rifilato al Ferrara. Il Padova invece deve riscattare l'inaspettato KO della settimana scorsa contro il Gordige, 2-0 subito a Cavarzere. Partono subito benissimo le ragazze di Michele Mafficini, che colpiscono questa traversa clamorosa con Michelon dopo appena 5 minuti di gioco, poi spazza la difesa del Pordenone che si fa pericoloso con questa punizione di Tommasella, che però finisce alta. Ancora a Padova, il cross in aria, il tiro anche questo molto bello, è un altro miracolo del portiere sul tiro di Ilaria Lancellotti. 38esimo minuto, il colpo di testa di Dalbianco sibila il palo. Padova che meriterebbe il vantaggio ma chiude la prima frazione sullo 0-0. Nella ripresa il Pordenone si fa più vivo e sfiora il gol in questa circostanza con il tiro di Cimarosti parato da Orlando. Si arriva al 29esimo minuto, c'è il calcio d'angolo per il Pordenone, non libera benissimo la difesa del Padova e così c'è il gol del vantaggio per le friulane, rete segnata da Paoletti. Protestano le padovane per una posizione di fuorigioco, ma il fuorigioco non c'è. Paoletti in posizione regolare, batte così Orlando. Una beffa per il Padova che non meritava sicuramente lo svantaggio ma che reagisce subito. Calcio di punizione di Mazzucato al 30esimo che sfiora la traversa e poi calcio di rigore guadagnato dal Padova sul dischetto. Al 36esimo si presenta Chiara Sarain, il suo sinistro è precisissimo e pareggia i conti 1-1, sicuramente meritato per il Padova. Rivediamo il calcio di rigore 1-1 e Padova che nel finale prova anche il colpaccio, c'è questo tiro di Favaro proprio al terzo minuto di recupero che non inquadra la porta. Finisce quindi 1-1 tra Padova e Pordenone. I biancoscudate che salgono a 4 punti in classifica torneranno in campo il 29 novembre per il derby contro il Vicenza.